Buongiorno Taglio di Po, siamo sulla strada provinciale 46, proprio all'incrocio con Mazzone Destro, dove nella notte di Natale uno dei due autovelox tagliati è stato appunto tagliato qua. Perché ne parliamo anche dopo un paio di giorni? Perché è strana la reazione nei social per quanto riguarda questo episodio. Adesso stiamo scorrendo le varie pagine che abbiamo seguito appunto per questo evento. E ci ha stupito con circa 25.000 visualizzazioni e più di 400 commenti la percentuale altissima di chi questo atto lo definisce addirittura un atto eroico. Per capire le conseguenze penali innanzitutto di chi ha fatto questo gesto, ma soprattutto se ci sono anche conseguenze penali o perlomeno di sanzioni per chi ha scritto dei commenti anche nei social, abbiamo al nostro telefono il vice sindaco di Taglio di Po e tra l'altro è anche avvocato. Buonasera Matteo Sacchetto, vice sindaco di Taglio di Po. Allora, che conseguenze penali avrà chi ha fatto questo gesto? Intanto tutto buongiorno, sì, sicuramente le conseguenze penali sono indiscutibili. È il reato che si potrebbe configurare, il reato di danneggiamento, che prevede delle pene insomma non proprio leggere, perché prevede un minimo di 6 mesi e un massimo di 3 anni di reclusione, appunto. Quindi sì, non proprio leggerissime, ecco. Non vorrei essere nei panni di chi ha commesso il reato. Ma chi ha scritto, poi io ho controllato, ci sono più di 500 post che inneggiano all'eroismo di questo personaggio. Chi ha scritto qualcosa nei social avrà delle conseguenze o no? Allora, se dovessimo fare giustizialisti, bisognerebbe effettivamente andare a prendere uno per uno e far partire le opportune azioni, ma ovviamente questo non è l'intento. Non è sintomatico il fatto che tutte queste persone, che tra l'altro ci mettono nome e cognome, quindi si espongono molto, è sintomatico il fatto che è odiato come strumento l'autovelox e voi amministratori forse dovreste prendere carico di questo? Sicuramente non è ben visto, non posso dire, come utente della strada, anch'io non è una cosa a cui che mi sta particolarmente simpatico. Ecco, quando si vede uno strumento di questo genere, viene subito da sospirare. Però insomma è ammesso anche a tutela della pubblica sicurezza e quindi non deve essere visto come uno strumento per far cassa, deve essere visto come come un deterrente per commettere delle infrazioni. Essendo uno strumento così odiato, forse deve essere rivisto in alcune parti. Sì, non è facile, non è proprio, in questo caso si può dire non è proprio facile, perché comunque è uno strumento che è anche, non dico sollecitato, ma proprio richiesto dalla provincia, per cui la provincia, sulla base anche di determinate valutazioni, sulla frequenza di incidenti, sulla lunghezza, sulle delle verifiche anche di quanto la gente corre in quel tratto di strada, ci impone di prendere delle determinate conseguenze, e quindi diciamo che non è che ci sia poi tutta questa libertà nel poter dire il sì lo mettiamo o no lo tiriamo via.